Venerdì 28 giugno 2024, dagli studi di Radio ABM Marco Crepaz, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi, notizie in primo piano di carattere veneto. Questo il titolo: Baby Gang a fondo di Zaia, presidente della regione Veneto. Emozione e reazioni per l'imprenditore giapponese ucciso a Udine, il trevigiano che ha sferrato il pugno fatale, merito di restare in cella. Una legge per arginare il fenomeno. In stazione a Belluno, sedicenne accerchiato e rapinato dai bulli. Dopo la tragedia di Udine con l'imprenditore colpito e ucciso da un gruppo di giovani residenti nel trevigiano, il presidente della regione Veneto Luca Zaia chiede una legge specifica per arginare il fenomeno delle bande giovanili che stanno provocando gravi problemi in tutto il nord-est. E anche a Belluno si registrano casi di giovani bulli che hanno accerchiato e rapinato un ragazzo in stazione d'approfondimento, a pagina 9 e a pagina 15. Sempre dal Veneto al lavoro per l'autonomia, prime 9 materie da negoziare, l'approfondimento dei Pucci a pagina 6. Treviso, contraddizione storica, Matteotti diventa cittadino onorario, ma il titolo resta anche a Mussolini, l'approfondimento a pagina 7. E la foto di copertina invece ci porta ad Agordo, il ricordo di Leonardo Del Vecchio, a 2 anni dalla scomparsa. Essilor Luxottica dedica al fondatore una dolomia con il suo nome scolpito e lo vediamo in questo scatto. Il monolite, Francesco Milleri a destra, presidente e amministratore delegato di Essilor Luxottica, con Luigi Francavilla, presidente onorario e braccio destro di Leonardo Del Vecchio. L'approfondimento lo troveremo a pagina 26. Nelle cronache, gare di bocce davanti al Duomo, stop alle auto, l'approfondimento di Forzina a pagina 17. Feltre in festa, aperta la mostra dell'artigianato, l'approfondimento di De Barba a pagina 21. E ancora turismo nel Bellunese, giugno scarso ma per luglio e agosto tutto esaurito, l'approfondimento di Dalmassa a pagina 18. Questi i titoli principali presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano a pieno titolo è la seguente: Marmolada, 17 anni per la funivia. Dopo la richiesta di risarcimento danni al Trentino, la società ha deciso di costruire l'impianto di SAS del MUL. Sarà linfa alla stazione di Malgacciapella, via libera arrivato al termine di un'attesa lunghissima, 3 milioni dalla regione del Veneto. L'approfondimento di Bonetti a pagina 10. La foto di copertina in questo caso ci porta ad Auronzo. In settembre, settimana nazionale dell'escursionismo, le 3 cime e misurine a capitali nazionali del CAI. La settimana nazionale dell'escursionismo del CAI, giunta alla 25esima edizione in programma in settembre, si svolgerà tra Montepiana, Tre Cime di Lavaredo e Lago di Misurina, con sede operativa la Gregoriana a Palussa San Marco di Auronzo di Cadore. L'approfondimento di Giuseppini a pagina 3. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al fatto avvenuto nel capoluogo bellunese: ragazzo rapinato sotto la pioggia davanti alla stazione, poi è stato vittima di un'estorsione, ma l'appuntamento è andata alla polizia. L'approfondimento lo troveremo a pagina 5. Feltre, pista ciclabile, si farà ma manca un documento, l'approfondimento di Scartona a pagina 6. E ancora Auronzo, liceo linguistico salvato da un imprenditore, una bella notizia in questo caso che riguarda la comunità di Auronzo, l'approfondimento di Giuseppini a pagina 11. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al ricordo di Leonardo Del Vecchio, a 2 anni dalla sua morte, monumento in dolomia davanti a casa, un semplice imponente masso di pietra dolomia con inciso il nome Leonardo Del Vecchio. Così è stato ricordato ieri ad Agordo il 2° anniversario della scomparsa del fondatore di Luxottica, con un monumento originale fatto di quella pietra caratteristica della zona scelta da Del Vecchio per la sua azienda. L'approfondimento di Gabrieli a pagina 15 nell'edizione nazionale. Vediamo sempre in questo scatto Milleri e Francavilla mentre scoprono questo monumento dedicato a Del Vecchio. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, aumentano i contributi alle società sportive, bella notizia in questo caso che arriva dal comune di Belluno. Feltre e artigianato, arrivano espositori dall'Iran. All'approfondimento di Bolzonello a pagina 7. E ancora sport, notti e giorni sempre di corsa, la Lavaredo Ultra Trail conquista Cortina.
Cesio Maggiore, Carraro fa il pieno con il libro sul Grappa e ancora mountain bike e prime gare in Alpago, domani maxi schermo per gli azzurri. Inizia la 3 giorni degli internazionali di mountain bike alla Mosano e tra gli eventi collaterali anche il tifo per l'Italia agli europei di calcio. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, impianti più soldi alle società, notizia in questo caso riferita al capoluogo bellunese. Il comune ha impegnato 435.000 euro nel rinnovo delle concessioni dei campi da calcio e rugby per 9 anni. L'assessore Mazzoccoli spiega che le convenzioni sono state ritoccate incrementando i pagamenti del 10%. Scuola, siamo ormai prossimi, anzi nel clou degli esami di Stato. Centini, Maria Luisa De Renier batte tutti, è la prima, ecco tutti i risultati della quinta economico-sociale, chiusi gli esami anche all'Ollino ieri il classico. Montagna e turismo, tra Cime e Misurina per 5 giorni saranno la capitale del CAI, sodalizio sceglie Aronzo per la 25esima edizione della settimana dell'escursionismo, gite per tutti i livelli di preparazione anche in bici, non solo per soci, iscrizioni entro agosto. E adesso il fatto di cronaca che ha interessato il capoluogo: ruba le scarpe a un 16enne, preso un 19enne arrestato per rapina e tentata estorsione, si era fatto consegnare un paio di Nike da 200 euro, alcuni giorni dopo aveva preteso 50 euro ma all'appuntamento si sono presentati i poliziotti. All'appuntamento fissato con la sua vittima alcuni giorni fa davanti alla stazione di Belluno si sono presentati alcuni agenti della terza sezione della squadra mobile della questura guidata da Jacopo Ballarin. Erano in borghese, così per M.M, queste le sue iniziali, 19 anni, arrestato in flagranza e scattata la misura coercitiva. Pochi giorni prima, il 2 maggio, sempre in stazione, aveva preso di mira un 16enne che calzava un paio di scarpe Nike Air del valore commerciale di circa 200 euro. Lo aveva accerchiato in compagnia di altri ragazzi, chiudendoli a ogni via di fuga e costringendolo poi ad andare nei locali dei bagni. Lì gli aveva fatto togliere le scarpe griffate facendosele consegnare e lasciandolo scalzo. Il 16enne aveva fatto ritorno a casa scalzo in una serata da lupi con temporale e vento. Poteva essere finita lì, un grande spavento, attimi di panico, le costose scarpe rubate, ma alla fine una semplice disavventura. Invece M.M aveva altri progetti, si è convinto di aver trovato una specie di gallina dalle uova d'oro e ha contattato il suo involontario fornitore di calzature del quale aveva il contatto su WhatsApp. Il tenore del messaggio era più o meno questo: mi hai rubato 50 euro, devi restituirmeli, fatti trovare in stazione in tal giorno alla tal ora. Bellunesi nel mondo, notizia che interessa la nostra associazione. Oscar De Bona resta alla guida dell'associazione e la conferma per il prossimo triennio dal nuovo direttivo. E andiamo avanti con pagina 6, ciclabile, si passerà al canalete, resta il giallo del lato sparito. Scintille in consiglio per la decisione di stralciare l'ipotesi snodo a Santa Lucia. L'assessore Bona, l'ANAS aveva dato parere negativo ma mancano le carte. Notizia anche da Cesio Maggiore, polo di cibi locali presto sarà realtà, gestore cercasi, il comune ha avviato il bando per il centro di trasformazione. E rimaniamo a Feltre, mostra dell'artigianato al via, espositori persino dall'Iran. Ieri sera, all'apertura ufficiale dell'evento con sindaco Fusaro e presidente Gesiot, tante le iniziative collaterali, attesa per il concorso di forgiatura al castello. E ancora da Cesio Maggiore, riscoprire il Grappa a Carraro fa il pieno, sala gremita la proloco di Busche per il libro sul monte. Continuiamo con pagina 9, notizie da Borgo Valbelluna, opere pubbliche per 13,5 milioni nel 2024, tra cantieri conclusi in corso di prossimo avvio sono 15 gli interventi, edilizia e strade fanno la parte del leone. A Villa di Villa il nuovo polo 0-6 anni, a Trichiana la mensa scolastica, a Villa Piana la realizzazione di 6 mini appartamenti. Sospirolo, visita i Cadini del Brenton con le guide del Mazzarolle, riapre il punto informativo. E ancora da Borgo Valbelluna, navigatori speciali per un giorno sulle strade di Morgan. Gli approfondimenti vi aspettano in questa pagina 9 del Gazzettino di Belluno. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 10, Sas de Mul, via ai sopralluoghi, poi i lavori. In ritardo di 17 anni a causa del temporeggiare di Trento, l'opera parte, darà nuova linfa alla funivia di Malgacciapela. La procedura dell'intervento è pronta da anni, disponibile per anche il finanziamento della regione di 3 milioni di euro. L'impianto di ricircolo fondamentale per estendere la stagione sciistica costava 6 milioni, ora molto di più. A Gordò, Ponti ai Raggi X, inizia il censimento. E ancora da Falcade, il Bon dell'Ansuda, ecco i vincitori del concorso letterario. Grande successo per l'evento tra cucina, cultura e tradizione, 53 le opere analizzate.
Continuiamo con Aurunzo, bella notizia, Liceo Salvo, Meister apre il portafoglio, la famiglia interessata alla nuova edificazione a Collalto potrebbe intervenire per evitare la chiusura della scuola, la comunicazione è stata data ai genitori dell'istituto e allude al sostegno di un noto imprenditore meranese. Sempre da Aurunzo, musica, fuochi d'artificio silenziosi, sport e buon cibo, l'estate decolla. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo in questa pagina, ovvero pagina 15, il fatto di cronaca che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno: sedicenne accerchiato e rapinato dai bulli, gli strappano le scarpe e lo mandano a casa a piedi nudi sotto la pioggia, un 19enne incastrato dalla squadra mobile. In questo scatto vediamo le scarpe rubate e in primo piano il capo della mobile Jacopo Ballarin. Lutto invece per il mondo delle bocce, le bocce piangono Nadio Palman, storico commesso della Standa, lo storico giocatore del Belluno è morto ieri mattina all'età di 76 anni, i funerali si svolgeranno lunedì alle 10:30 alla chiesa di Antole. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio agli studenti bellunesi che hanno ultimato il proprio percorso di studi affrontando l'esame di Stato. In questo caso l'approfondimento ci porta al Calvi, Istituto di Ragioneria, 5 studenti al top. Proseguiamo in questo ambito anche una lode all'Istituto Tecnico Economico di Mier, progetti e speranze per il futuro dei ragazzi. Campionato di bocce, Piazza Duomo chiusa alle auto per 5 giorni, 6 e 7 luglio le finali italiane di petanche e del volo, divieti di transito, sosta e il mercato dei fiori sarà spostato. Siamo a pagina 18, giugno piovoso, meno turisti del previsto, ma per luglio e agosto è già tutto esaurito. Cortina e Belluno al top delle presenze, l'aumento degli stranieri consistente, gli albergatori attenti al meteo terrorismo. Siamo a pagina 19, Belluno ancora, l'Art Enoteca e via Mezzaterra rivitalizzate grazie all'Astor. L'attività in Piazza dei Martiri si amplia, vogliamo valorizzare il centro storico. Ieri l'inaugurazione si punta su vini pregiati, cucina e cicchetti di qualità. Notizie anche dalla seggiovia del Nevegal, 100 euro dal Comune a Nevegal 2021 per prorogare i lavori. E siamo a pagina 20, Feltre, area industriale, il futuro prende forma, partito l'iter urbanistico per Villa Paiera. Dopo il master plan realizzato da Confindustria è iniziata la fase di partecipazione per definire il piano degli interventi. Mostra dell'artigianato, l'appuntamento per questo fine settimana a Feltre, ferro battuto e ceramiche sotto i riflettori in Cittadella. Aperta la 38esima edizione della rassegna sulle produzioni artistiche tradizionali. Gesiotti, il presidente, la forgiatura riportata al castello per valorizzare uno degli scorci più belli. Sette Ville, Zanolla ha giurato, la fusione è stata una scelta importante, il sindaco del nuovo comune, sinergia con la minoranza, Mondine, continueremo a lavorare per il territorio. La MUN, tariffe dei rifiuti, Maretta in aula nella maggioranza. Cesio Maggiore, centro prodotti agricoli, c'è il bando per gestirlo. Il comune affida il complesso di bus che da poco ultimato, soddisfatto il sindaco Zanella, darà il futuro alle aziende del territorio. Siamo alla MUN, vibrazioni dell'aria a servizio della riabilitazione funzionale, presentato l'apparecchio donato all'ospedale dalla rurale Valsugana e Tesino dal Ben, commissario dell'US numero 1 Dolomiti. L'iniziativa dimostra l'interesse della comunità per il centro riabilitativo. Continuiamo con Borgo Valbelluna, lavori pubblici 2024, 13,5 milioni tra cantieri chiusi, attivi o in arrivo, un impegno che va dalle asfaltature agli adeguamenti antisismici e a interventi vari sulle scuole. Val di Zoldo, campeggio Pralongo, il grazie del sindaco dei Pellegrini a Feltre e ancora Sedico, spogliatoi dello stadio, i lavori straordinari si faranno nel 2025. Sedico, amici Bribano Longano, Sandra Iulio è presidente. E adesso spostiamoci a Longarone, calamità, eredità e memoria del Vajont. Il progetto artistico di ricerca multidisciplinare sarà esposto nel foyer del Museo del Novecento M9 di Venezia da oggi fino all'8 di settembre. Chiesa al Pago, Museo Storia Naturale, ripartite le attività per bambini e adulti. Tambre, mercoledì alle 20, ritocco tariffetari e altri temi economici al centro del Consiglio. Continuiamo con Agordo, l'omaggio e il ricordo a 2 anni dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, un'imponente pietra dolomia rende omaggio a Del Vecchio, Luxottica l'ha fatta sistemare al centro dello stabilimento a 2 anni dalla morte. L'arcidiacono Don Lares ha ricordato l'imprenditore in un commovente discorso. A 2 anni dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, Luxottica
Ha voluto ricordare l'uomo ed imprenditore scoprendo una imponente pietra dolomia alla memoria a lui dedicata. Lo ha fatto nella sua Agordo, in un luogo simbolo per l'azienda, perché è il posto dove tutto è cominciato, nel punto dove ieri è stata benedetta la pietra dolomia. Infatti, Leonardo Del Vecchio fondava la sua azienda oltre 60 anni fa, un luogo che rappresenta il centro di tutto, sia in termini geografici, perché è posto all'interno del principale stabilimento del gruppo dove migliaia di persone passano ogni giorno per andare al lavoro nei reparti o in mensa, e sia simbolici perché rappresenta quella che oggi è EssilorLuxottica, un'azienda solida che non smette di valorizzare le sue radici. Un nome, quello di Leonardo Del Vecchio, da ieri inciso nella roccia, la stessa delle montagne che ha amato in vita e considerato casa. Continuiamo con Cortina, pagina 27. Ponte di Ponte Chiesa partiranno a breve i lavori d'adeguamento. L'opera costerà 1,35 milioni ed è slittata dall'anno scorso. L'intervento dovrebbe durare circa 14 mesi dopo l'avvio. Pieve di Cadore, centro di istruzione per gli adulti, un'ancora di salvezza per più di 100. Positivo il bilancio dell'anno scolastico, tanti progetti e iniziative anche per le persone straniere. Auronzo, stabile ex Monti di Cimagogna, annullata la delibera d'acquisto, varata nel 2022 dalla precedente amministrazione, non avrebbe le coperture. Il sindaco Vecellio Galeno, operazione concettualmente sbagliata sul nascere. E continuiamo con la rubrica Cultura e Società, il libro L'arte difficile di sopravvivere all'orrore, non rimuoviamo la violenza sulle donne. Il romanzo L'età fragile, edito da Inaudi di Donatella di Pietrantonio, prende spunto dal delitto del Morrone, le cui vittime furono 2 ragazze padovane. Dalla rubrica Giorno e Notte, domenica fai un giro in villa, le centenere fai sold out con la camminata. Il gruppo Giovani del Fondo per l'Ambiente Italiano ha organizzato l'evento, contributi raccolti per il recupero di malga e pascoli del Monte Fontana Secca. Con il ciclo culturale bellunese, omaggio a Puccini a San Pietro, prima di jazz e dintorni a luglio, raffica di eventi organizzata dalla realtà musicale cittadina. Già domani il coro di città di Piazzola sul Brenta, poi 4 concerti dal 7. Tutte le informazioni potete trovarle direttamente nel sito del Circolo Cultura Bellunese. E adesso lo sport, corsa in montagna, la Varedo Ultra Trail, applausi a Pole e Cagnati. Prime 2 gare a Cortina con i bellunesi subito protagonisti, stasera alle 23 la partenza delle prove più prestigiose. Calcio di eccellenza, Sina a Conegliano a caccia di riscatto, a Cavarzano annata con poca lucidità. Ritiri estivi, il Venezia di De Francesco a Falcade dal 7 al 20 di luglio. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Per buona parte della giornata tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi. Dalla serata aumento della nuvolosità a partire da ovest. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.